Per l'Akragas, dopo la sfortunata parentesi di Coppa Italia con la Sanghataldese, bussa alle porte la trasferta di Belmonte Mezzagno contro l'ostico Oratorio San Ciro e Giorgio. La squadra che deve fare la conta degli infortunati è condizionata non poco nell'economia di gioco. Lala, Ferrante e forse Treppiedi sembrerebbero arruolabili sin da domenica, ma all'appello mancherebbero ancora Pirrone e Procida. Questi ultimi sono sulla strada del pieno recupero e si spera di poterli avere a disposizione sin dalla gara interna di campionato. In pratica, in 15 giorni sarà sempre la Sanghataldese a dover incontrare l'Akragas 2 in Coppa Italia, la prima appena giocata mercoledì scorso con sconfitta, la seconda il prossimo 16 ottobre ed una in campionato il 13 sempre del mese di ottobre. Calendario beffardo che riserva queste sorprese, ma attenzione al prossimo avversario, che specie in casa moltiplica le proprie forze per superare un blasone importante come quello agrigentino. La scorsa stagione in promozione l'allora compagine di Giovanni Fassone si impose per 4 reti a 0 sul neutro di Campofranco, ma al ritorno a Belmonte Mezzagno fu sconfitta per 3 a 0. La squadra del tecnico Pagano dovrà fare i conti con alcune squalifiche di spessore. Mancheranno infatti Licari, Scarpinato e Bertolino, assenze pesanti di prima squadra. La gara, fischio d'inizio alle ore 15, sarà diretta da Francesco Comito di Messina, assistenti Giuseppe Torre e Marco Giuliani, entrambi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Per quanto riguarda le altre gare, si giocheranno Alba Alcam Sporting Pallone, Canicatti Parmonvalle, Castellammare Don Carlo Misilmeri, Cefaledium e Cus Palermo, Dattilo Noir e Profavara anticipata a questo sabato, Monreale Mazzara e Sanghataldese Geraci.